Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione ideata da Videosound che dedica uno spazio a rispondere alle domande che voi ci ponete sulla vostra salute. Questa settimana abbiamo ospite il dottor Paolo Madrischi, primario della divisione di chirurgia della Casa di Cura Rizzola, che voi conoscete perché abbiamo già avuto ospite qualche settimana fa, che risponderà a domande che voi ci avete mandato riguardanti i tumori alla mammella. Ecco, dottor Madrischi, molte donne, da quando anche nella nostra USL, come in altre USL, è iniziato il programma di screening per il tumore alla mammella, ci hanno chiesto se effettivamente questo screening è utile, se è efficace, se bisogna partecipare. Mi si chiede se lo screening è efficace. Naturalmente è efficace, naturalmente è un esame non sicuro al 100%, evidentemente, ma più la popolazione evidentemente si presenta alla chiamata, la popolazione evidentemente a rischio, e maggiori sono i risultati. Specialmente perché si presenteranno allo screening persone che non si sarebbero mai presentate a fare una mammografia e quindi evidentemente i risultati saranno maggiori perché ci sarà maggior gente che si presenta e si può trovare, specialmente alla prima passata, più persone che presentano il tumore al seno. Ecco, altre domande che ci pongono le donne che ci vedono, in modo particolare il pubblico più giovane, ecco, queste persone si chiedono a che età è meglio cominciare a guardare, a pensare al problema, a fare un controllo senologico. Ecco, non c'è evidentemente un'età fissa a cui bisogna tenersi, ma evidentemente bisogna rispettare i parametri dell'età che ha un maggior rischio. Il maggior rischio di tumore alla mammella è quella tra i 50 e i 65 anni, per cui a questa età evidentemente le donne vengono chiamate allo screening e devono avere una maggiore attenzione. Però ci sono le persone a rischio, quelle che in famiglia hanno avuto persone di primo grado ammalati di tumore alla mammella. Qui bisogna pensare a eseguire una mammografia e un'ecografia già dai 40 ed è consigliabile eseguire una visita senologica già dai 30. In ogni caso però ricordatevi che la vera prevenzione è conoscere il proprio corpo, voler bene al proprio corpo, quindi guardarselo. Ogni persona che nota che abbia 20, 30 anni, 40, che noti qualche modificazione, dovrà stare attenta e se vede una modificazione dovrà andare dal medico che avvierà gli opportuni accertamenti. Ecco, un'altra domanda che è posta molto frequentemente, dottor Madrischi, è quella se effettivamente ci sono stati fatti dei progressi per quanto riguarda la terapia, perché sembra che attualmente ci sia una sopravvivenza più alta per i pazienti che hanno avuto e che sono stati operati al tumore alla mammella. Sì, certamente, come in tutti i campi, anche nella medicina, nella chirurgia e quindi nell'oncologia, nei tumori, ci sono stati dei grossi miglioramenti. Attualmente si muore effettivamente meno e possiamo dire che si guarisce di più. Questo è dovuto al fatto che la chirurgia evidentemente ha avuto qualche miglioramento, ma specialmente le terapie e la chemioterapia. Il grosso vantaggio però viene dal fatto che ormai gli screening sono avviati, che le donne sono più sensibili e quindi si riescono a trovare tumori alla mammella in stadio più precoce. E ricordiamo che solo trovare un tumore quando è allo stadio iniziale si riesce ad arrivare a una guarigione radicale e totale che non pone più problemi. Ecco, ringraziamo il dottor Madrischi che gentilmente è venuto ancora a trovarci e a voi tutti un ringraziamento di averci ascoltato e ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute.